Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione live su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere quello che è successo nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia con gli aggiornamenti di cronaca. Poste Italiane Friuli Venezia Giulia ha annunciato che a partire dal mese di aprile il pagamento in contanti delle pensioni tornerà ad essere disponibile dal primo giorno del mese, sebbene si sia conclusa la fase emergenziale, ferma restando la disponibilità del pagamento in contanti delle pensioni a far data dal 1 aprile, sono state assunte delle disposizioni per evitare assembramenti. Tutti i pensionati che ritireranno la pensione in contanti allo sportello potranno infatti presentarsi dal 1 al 6 aprile, seguendo preferibilmente la turnazione alfabetica, come accade ormai da molti anni, diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi dal sindacato. Stiamo in tema di economia per una notizia che ci arriva da Trieste. Quello di oggi, con l'apertura dello spazio CPD, è un momento importante nel contesto della messa a terra degli straordinari contributi che derivano dalla programmazione europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo ha detto l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli intervenendo all'inaugurazione dello spazio di Cassa Depositi e Prestiti dedicato alle aziende e agli enti regionali all'interno della sede della Camera di Commercio Venezia Giulia di Trieste. La Zilli ha evidenziato che il sostegno al mondo produttivo della nostra regione, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, diventa uno degli assi portanti per la crescita del territorio e per lo sviluppo della sua competitività anche a livello internazionale. E ora andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. 4.981 tamponi molecolari, 373 nuovi contagi, percentuale di positività del 7,49%, 7.001 i test rapidi antigenici, dei quali sono stati rilevati 786 casi, pari all'11,23%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 130. Nella giornata odierna si registrano 5 decessi. Pagina sportiva velocemente per quanto riguarda appunto lo sport, perché pochi minuti fa la Lega Calcio di Serie A ha fissato le date con orari da definire in seguito delle gare da recuperare dell'Udinese. Mercoledì 20 aprile è stata calendarizzata la partita interna contro la Salernitana, mentre il 27 aprile si disputerà Fiorentina-Udinese. Come detto, gli orari degli incontri saranno stabiliti successivamente. A rischio invece Ascoli-Pordenone, in programma sabato prossimo alle ore 14 al Del Duca di Ascoli Piceno per un focolaio di Covid nella squadra marchigiana. Domani la decisione della Lega di Serie B dopo consulto con l'azienda sanitaria se rinviare la partita o meno. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.